Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei ieri ha dato un annuncio importantissimo che per certi versi ha anche sconvolto un po' il mondo scientifico, o perlomeno quello che diceva che certi controlli hanno bisogno di un bel po' di tempo. Noi avevamo annunciato che il dottor Rigoli stava lavorando a nuovi test. È anche vero che con la visibilità che ha avuto il Veneto è inevitabile che poi il mondo intero, quando ha qualcosa da testare, ce lo mandi. E il dottor Rigoli ha avuto appunto contatti internazionali, per cui ha avuto dei test unici, e ieri abbiamo presentato quello che è una sorta di, fra virgolette, mi perdoneranno tutti gli esperti, di tampone rapido, cioè un tamponcino che è abbastanza lungo, viene infilato come nel tampone normale nelle due narici e poi viene messo in un reattivo, c'è una specie di saponetta per metterci le 3 goccine e ne viene fuori in 7 minuti la positività o meno. Qualcuno può dire ma magari è una puttanata, no, me lo lasci dire. No, perché il dottor Rigoli ne ha testati ormai 700 in doppio, cioè ha fatto sia il tampone che questo tampone rapido e funziona. Addirittura ha dato solo un caso, un falso positivo. Avere un falso positivo è il massimo, nel senso che poi gli fai il tampone di verifica e verifichi. Un falso negativo vuol dire che c'è il rischio che uno sia positivo e il tampone rapido ti dice invece che è negativo. Direi bene, perché lei capisce, adesso noi dobbiamo farceli validare dall'Istituto Superiore della Sanità, c'è tutto un ragionamento, però questo cambia l'atteggiamento anche negli screening. Tu puoi andare in velocità, già noi adesso siamo veloci, come avete visto col caso Fara di Soligo, noi al mattino alle 6, 208 tamponi, primo pomeriggio avevano già tutti i risultati. Ci sono delle realtà in giro per il mondo e anche in Italia che ci mettono 4-5 giorni dal risultato. Con questo 7 minuti vuol dire che tu schieri tutte le saponette su un tavolo con i nomi delle persone e dopo 10 minuti esci, sai già chi sono i positivi e quelli negativi. Voi avete pensato anche che utilizzo può avere questo nuovo sistema, per esempio per gli arrivi in Veneto? Ma guardi, sicuramente nel piano di sanità pubblica l'attività di screening va gestita così. Noi l'abbiamo gestito fino adesso con la saponetta, il test rapido, quello con la goccia di sangue, per capirci. Cioè, quando tu devi screenare una popolazione la devi fare così, cioè il tampone è laborioso, è l'unica modalità oggi per diagnostica, però ha una laboriosità non indifferente, cioè l'operatore, la gola, le narici, il mettere il tampone nella provetta, mandarlo in laboratorio, il laboratorio ci fa tutta l'amplificazione, ormai abbiamo capito tutti, la macchina va, la macchina non va, qui non ci sono più macchine, non c'è più laboratorio, non c'è più niente. Quindi se si riesce a validare, per noi è da validare, vuol dire che è una rivoluzione. Siamo partiti, come abbiamo detto ieri, da un test coreano. Ed è una rivoluzione che parte da test, per quello che riguarda l'Europa. Ma nei test, che siamo i primi assolutamente con questo aggeggio, assolutamente sì. Dopodiché la comunità scientifica lo validerà, vedremo come andrà. Però noi possiamo dire che le prove che abbiamo fatto funzionano, o meglio che ha fatto il dottor Rigoli. Ricordo che il dottor Rigoli è vicepresidente nazionale dell'Associazione Microbiologi a livello nazionale, è un virologo, per cui conosce bene questa materia. Io le chiedevo che utilizzo potesse avere, perché ultimamente anche nei bollettini che quotidianamente vengono diffusi dalla regione si sente come spesso il virus sia, per così dire, di importazione, cioè in Veneto sostanzialmente ci siano pochi positivi, pochi focolai, molti di quelli che ci sono portati dall'estero. Ma le dirò, allora, premesso che gli assembramenti in Veneto ci sono, premesso che la mascherina la si usa poco, premesso tante robe, c'è da dire che noi siamo sostanzialmente tornati alla quasi normalità dal 18 di maggio, 18 giugno, 18 luglio sono 2 mesi, quindi se avessimo avuto un'impennata, una reinfezione importante ci sarebbe già. Ciò non toglie che da qui all'infinito anche le prossime ore potrebbe accadere. Perché la storia, pensi a Israele cosa è accaduto, no? Da pulizia totale sono ripartiti. Gli Stati Uniti, la Florida l'altro ieri ha avuto il record totale, 15.000 nuovi infettati in una giornata, cioè sono numeri da paura. Allora io dico che è fondamentale però dire che il sistema ha tenuto, sta tenendo, non bisogna abbassare la guardia. Ma lo dico anche perché qualcuno mi ha fatto una polemica. Io sono stato in Puglia per fare una presentazione di un vino nostro, dell'Amarone, con il primitivo di Manduria, no? Abbiamo fatto presentazione a Cortina e
e quindi in Puglia ho fatto un appuntamento rimandato in più occasioni, forse ho comprato 4 biglietti d'aereo per riuscire ad andarci, perché c'è stato in mezzo il lockdown. E anche lì io sono arrivato, io sono sceso con la mascherina, se non avevo la mascherina, e anch'io imprudentemente ho tolto la mascherina, perché poi ho fatto, come si può dire, di identificazione, nel senso che tu ti identifichi con i tuoi interlocutori, se nessuno la porta, nessuno la porterà. Se tutti danno il segnale, tutti la portano. Allora, questa è una leggerezza, ma una leggerezza che non dobbiamo commettere. Quindi dico, fondamentale non abbassare la guardia, fondamentale usare la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi dove c'è assembramento all'aperto. Dopodiché dico, per venire alla risposta, scusi se mi sono dilungato, noi focolai domestici, cioè autoctoni del posto, ne abbiamo pochi. La situazione è comunque sotto controllo. Di certo è che abbiamo un nuovo interlocutore che è lo straniero, è l'australiano che arriva dalla sua terra, che oggi è in lockdown, Melbourne è in lockdown per dire, e che magari ci porta tramite la visita parenti, perché poi accade questo in questa fase dell'anno, no? La visita parente, i figli degli emigranti o gli emigranti veneti che tornano, ma anche la zona dei Balcani, il Kosovo, la Macedonia, altri casi, la Moldavia, il Benin, l'Africa in generale. Quindi abbiamo avuto dei casi e questi casi ovviamente pesano sulla contabilità, quindi bisogna fare molta attenzione. Il piano di sanità pubblica funziona perché risaliamo sempre al contagio primario, però è fondamentale appunto capire che se da un lato noi abbiamo un virus spompato, fra virgolette, dall'altro abbiamo un virus magari che ci viene da fuori che è più virtuoso, no? Cioè riesce a dare più infezione, quindi noi dobbiamo evitare che il virus ancora forte torni qui. Ma tra l'altro c'è un protocollo piuttosto rigido per alcuni paesi. 13 paesi, mi perdoni Fois, non hanno più modo di scalare e di portare i loro cittadini qui, sono il Kuwait, l'Oman, insomma i paesi che sapete, gli Stati Uniti o quant'altro. E sui voli c'è questo tema. Ovviamente si deve fare un ragionamento che sia di sanità pubblica, che non sia di ghettizzazione, di razzismo, qualcuno ci vuole sempre vedere. Una sua collega mi voleva fare un'intervista sulle norme che abbiamo attuato per tutto quello che sono i screening per gli stranieri e quant'altro. Io ho sempre detto, guardate, lo si fa perché in alcuni paesi c'è più rischio. Se tu parti con la prima domanda, ma è un atto di razzismo, io quell'intervista non l'ho mai fatta, perché non si può sempre partire anche in sanità pubblica pensando sempre che ci sia la lesa maestà, stiamo parlando della salute dei cittadini. Anche perché poi c'è un altro problema, quello dei veneti che per motivi di lavoro o comunque per vacanza si recano in paesi stranieri. Circa una settimana fa, 10 giorni fa credo, lei che generalmente dà solamente i numeri dei nuovi positivi, si è voluto però soffermare sul caso di un imprenditore che era stato in Serbia e in Bosnia e Herzegovina. Perché ha preso questa scelta? Cioè, proprio di raccontare questa storia? Ma no, perché c'è stato un caso di scuola. Allora io faccio i miei veramente auguri di cuore a quell'imprenditore perché possa, e la sanità del Veneto farà di tutto perché lui possa guarire e tornare più forte e più in gamba di prima e più in salute di prima. Però è pur vero che ho approfittato di quel case history, come direbbero gli stranieri, no? Di quel caso di storico, per dire che ci sono degli aspetti che non possiamo trascurare. Quell'imprenditore tornava da un paese dove il virus c'è, torni e hai la febbre, hai i sintomi, comunque sei sintomatico, devi porti una questione. Non devi attendere che la questione dei sintomi ti porti alla porta dell'ospedale dopo 3 giorni, 4 che giri con i sintomi. Solo questo, dopodiché sono leggerezze che magari commettiamo tutti. Ma c'è una difficoltà a convincere almeno una parte dei veneti che l'allarme non è cessato? Ma sa, io l'ho detto fin dal primo giorno, si ricorda che quando ho detto smetto di fare le conferenze stampa ho detto c'ho solo una preoccupazione, non vorrei che qualcuno non vedendomi più pensa che è finito tutto. Ed è esattamente quello che sta accadendo, magari andate a dirlo a tutti coloro che dicevano che facevo politica con le conferenze stampa. La verità è che sono state una grande occasione per parlare ai veneti, per vostro tramite, per il tramite di tutti i giornalisti, i giornali, le televisioni, le radio, la carta stampata, e farlo in prima persona. Cioè, questa è una comunicazione d'emergenza, non è che i veneti possono avere una persona terza, devono parlare con il responsabile. Penso che sia un fatto di rispetto anche nei confronti dei veneti.
E adesso sì, c'è un po' il clima della festa della liberazione, non è festa della liberazione perché il virus c'è, magari trovi quello veneto virus che è un po' sullo spompatino, come dicono alcuni esperti, ma poi magari se hai la sfortuna di trovarti quello serbo o quello che arriva dal Kosovo o quello che arriva dall'Australia o arriva dall'Africa, magari è un virus che è molto più attivo e ti fa male, quindi magari tu dici vabbè mi è andata dritta, non porto la mascherina all'happy hour in spiaggia, ma forse semplicemente ti è andata dritta perché non c'era il virus serbo che girava o il virus australiano. Quindi stiamo attenti. Guardi, l'età media si è abbassata, Fois. Se quest'inverno con il lockdown avevamo un'età media di 82 anni per la mortalità e anche età media alta per la presa in carico per le terapie intensive, adesso possiamo dire che l'età media si è abbassata. Perché? Perché da un lato gli anziani sono quelli che più rispettano le regole, più si mettono in sicurezza. Dall'altro i giovani magari pensano che non possa mai accadere, però anche ieri, voglio ricordare, tra i 4 contagiati avevamo 2 gemellini di 4 anni. Questo poi è il tema è del bilancio. L'altro giorno avevamo una mamma di 23 anni col suo bimbo, penso avesse 6 mesi, 8 mesi. Anche perché poi la grande contraddizione è il fatto che il Veneto comunque ha già pagato il suo prezzo col lockdown, ma nel resto del mondo siamo nel momento di massima espansione del coronavirus che ha superato la soglia di 200.000 positivi al giorno, tra l'altro solamente quelli che sono stati appurati, probabilmente sono anche molti di più, per cui siamo un'isola felice in mezzo a un mondo che invece sta ancora facendo i conti. Ma sai, noi ci siamo passati per primi, è come se questa intervista la facesse a Wuhan dice noi siamo passati per primi. Dopo Wuhan siamo arrivati noi, perché Wuhan ha fatto Wuhan, Corea, quindi Cina, Corea, Singapore, quei paesi, e poi Giappone, e poi sicuramente noi dal 21 di febbraio. Dopo le dirò, vedo tanto complottismo. Allora io rispetto le idee di tutti, anche di chi sostiene che il virus non esiste, però da qui a passare alle minacce e alle offese penso che ne passi molto, no? Vedo che c'è sempre questo atteggiamento che non si può sottoscrivere e mi spiace che non ci siano, cioè io poi alla fin fine non è che porto avanti la bandiera, no? Cerco di fare il mio dovere. Allora cominciamo col dire, siccome vedo anche qualche addetto ai lavori che dice ma il virus è l'influenza, ok, è tutto quello che è, io non sto a discutere questo, io so semplicemente che se non ho una terapia intensiva allestita o non ho una terapia subintensiva, c'è il rischio che qualche persona perda la vita. Allora dicono, no, le terapie intensive sono una cura invasiva che fanno perdere la vita. A me non risulta sia questo, almeno da quello che ci dicono i nostri clinici. Vorrei anche ricordare che le cure domiciliari non le ha inventate nessuno, noi le abbiamo sempre applicate. Vorrei ricordare che tutti i protocolli sperimentali noi li abbiamo applicati. È venuta qui la professoressa Tacconelli a parlare degli antimalarici, degli antireumatici, è venuta qui la dottoressa Cattelan a parlare delle malattie infettive, c'è venuto qui il professor Vianello per parlare delle subintensive, il professor Navalesi per parlare delle intensive, cioè non è che abbiamo portato degli sfigati che si inventano la professione, per cui c'è questa teoria che non mi piace, no? Allora, il virus non esiste, gli effetti sono quelli di un'influenza. Io dico, siamo legittimati a chiudere gli ospedali? Se qualcuno me lo certifica, me lo scrive, ma a questo punto dovremmo chiederlo ad ogni cittadino, perché se poi si ritrova nella condizione di dover aver bisogno di cura, dobbiamo dire, guarda, il virus non esiste, non è una banale influenza, stai a casa, soffiati il naso, ma non è purtroppo così. Anche quando vedo i dati, dico, ma la mortalità più o meno in linea con l'anno scorso, sì. Ma come sono morti questi pazienti? Non sono morti come l'anno scorso e 2 anni fa di morte naturale perché avevano più patologie. Sono morti tutti magari con insufficienza respiratoria, sotto terapia intensiva magari da settimane. Questo è quello che è accaduto. Poi si è visto che quando il virus riesce a girare liberamente, come è accaduto a Bergamo, in realtà la mortalità è estremamente superiore a quelle che erano le medie degli anni precedenti. Sì, dopo le dirò che per dire noi non abbiamo lavorato con i traumi durante il lockdown, no? Perché se tutti stanno in casa noi non abbiamo avuto gli infortuni, abbiamo avuto infortuni domestici, quindi anche qui sul fronte mortalità non abbiamo avuto gli incidenti stradali mortali che avevamo prima. Non è una banalità, perché i numeri si devono leggere bene, per cui direi che oggi le indicazioni sono queste, dopodiché se qualcuno vuole negare sarebbe bello pensare
chi ha queste posizioni magari chiede anche di non essere intubato se ha bisogno, no? Perché a questo punto c'è una libera scelta per tutto, no? C'è un'altra osservazione che sempre diciamo gli scettici su queste linee politiche che sono state adottate da noi, peraltro come la maggior parte del mondo avanza spesso, è il fatto se si possa pagare un prezzo così alto in termini di crisi economica per limitare il virus. Ma guardi, questo è il dilemma che si sta ponendo il mondo. Io ne porto una questione etica. Io non voglio avere sulla coscienza persone che possono dire il mio familiare è stato curato male. C'è una comunità scientifica che ha stabilito dei protocolli di cura, uno può essere d'accordo o non d'accordo, c'è chi vuole essere vaccinato da tutto quello che è possibile e chi non vuole vaccinarsi. Anche qui vedo continue polemiche sui vaccini. Vorrei ricordare, perché anche quelli che sono contro i vaccini, io rispetto le idee di tutti, ma vorrei ricordare a quei signori che questa regione è andata fino in tribunale per difendere la libertà di scelta. E non posso accettare che oggi si facciano gli attacchi alla Regione del Veneto, che si è presa gli strali dei pro-vax, adesso si prende gli strali dei no-vax, semplicemente perché abbiamo detto che raccomandiamo il vaccino anti-influenzale. Se non te lo vuoi fare, non te lo fai, non è mica obbligatorio, ma non puoi addirittura pretendere che chi ce lo vuol fare non lo debba fare, perché allora vuol dire che è una dittatura, è un'altra roba questa. E finiamola sempre con queste storie che dietro ad ogni roba che facciamo c'è la massoneria, c'è il grande fratello, c'è una big pharma, le multinazionali. Queste storie qua, guardate, l'ho scritto anch'io un libro nel 2009, no? Adottare la terra, no? Per non morire di fame. E lì parlo male delle multinazionali e tutto, ma lo parlo a ragion veduta. Io ho una posizione che è contro gli OGM, ho posizioni che sono assolutamente chiare e limpide, ma nel rispetto delle idee degli altri. Cioè se trovo uno che è a favore degli OGM non è che gli dico che deve essere ammazzato, dico che non la pensa come me. Che poi dal punto di vista economico c'è il caso, che forse fa scuola, della Svezia che non ha adottato il lockdown proprio per questo motivo e poi alla fine, tra l'altro con tutto il resto d'Europa chiuso, l'economia ha avuto gli stessi problemi che avrebbe avuto. Abbiamo avuto anche l'Inghilterra, la Gran Bretagna, abbiamo avuto Boris Johnson che ha fatto lezione a tutti, no? Ce lo ricordiamo i primi giorni, che voleva l'immunità di gregge e che era tutta una farsa. Alla fine è finito lui in terapia intensiva. Ma poi quando è uscito non è che ha detto mi hanno applicato la terapia intensiva, sono dei criminali, ha detto me la sono vista brutta, pensavo di morire. Questo ha detto. Io non faccio delle difese d'ufficio, io sto qui, non sono un medico, semplicemente chiedo ai miei medici che applichino i protocolli. Poi per carità, ormai questo mondo vive di complottismo. Guardi, io dico sempre, quando io ho fatto il patrimonio dell'umanità, il Prosecco, visto che la pratica l'ho presentata io, l'ho seguita eccetera, l'unica notizia che girava tra i complottisti è che io ero un grande proprietario terriero. Allora, siccome non è vero, perché non ho proprio proprietà né mie né per interposte persone, ho dovuto fare anche una denuncia contro ignoti perché giravano sempre vuol dire che tu parti da un presupposto che ormai è malattia mentale, che nessuno può fare un'opera di bene se non ha degli interessi. Ma perché bisogna avere degli interessi per fare un'opera di bene? Allora, se tu dici a uno di farsi un'iniezione ci guadagni sul lago, sulla siringa, su quello che posiziona la siringa, sul batuffolo di cotone, sull'alcol per disinfettare, non si può ragionare così. Il mondo è molto più semplice. C'è un'altra critica che viene a volte mossa alla Regione che secondo me pecca però di una mancanza di conoscenza, peraltro giustificabile, di diritto amministrativo, è il fatto che la Regione certe cose le può decidere, altre no, ci sono delle competenze che sono statali e altre invece che sono locali. Ma sì, ma guardi, parliamo del TSO. Parliamo del TSO. È quello che stavo pensando. No, allora, io ho semplicemente detto, ma lungi da rifarlo, ho semplicemente detto ci vorrebbe la possibilità per i nostri sanitari, quando vedono che una persona deve essere curata, che ci possa essere la possibilità giuridicamente di praticare le cure, ma non si può farlo giuridicamente, quindi tutti tranquilli che nessuno verrà a prendere a casa e nessuno per fare... hanno venduto questa dichiarazione come fosse
ecco qui Big Pharma arrivano, poi ti riempiono di tutto quello che c'è perché bisogna dare farmaci per fare guadagnare le multinazionali. No, cioè, era semplicemente una valutazione, posso dire, improvvido io che ne ho parlato, perché potevo anche non parlarne, ma la sincerità vuole che si dice ogni giorno, tu dici questi sono i problemi di giornata. Se c'è necessità di curare una persona, poi finiamola col dire che il TSO serve solo per i pazzi, per gli psichiatrici, però non è così, cioè una persona che ha, lo diceva anche la dottoressa Russo, una tubercolosi aperta, infettante, se non si vuole ricoverare la devi ricoverare, funziona così, però tranquilli che non ci sarà nessun trattamento sanitario obbligatorio, anche perché anche volendo farlo non si può fare, nessuno lede la libertà dei cittadini, era semplicemente una considerazione, ma io ho capito una cosa, che le considerazioni non si possono più fare. Bisogna dire sempre che c'è il sole anche quando piove, bisogna sempre dire che va tutto bene anche quando le cose vanno male e adesso io dico che è fondamentale invece che ci concentriamo sulla vera sfida, che è quella, anche qui complottisti, Mazzaia non può dire che schiererà l'artiglieria pesante, sì, perché se viene fuori un casino importante, che si sbaglia qualcosa, poi tutti vengono da me, complottisti o non complottisti. Allora io voglio che la nostra sanità sia pronta alle cure, dopodiché speriamo che tutto questo fare sia inutile, perché magari il virus arriva in maniera più spompata, più irrisoria, con microfocolai, cose gestibili come in queste settimane, allora vabbè, faremo tutti la festa della liberazione il prossimo 25 aprile, ma non ora. Sempre in occasione del TSO, che comunque era stato accolto con un certo interesse come proposta dal ministro Speranza, lei aveva parlato anche delle pene cui vanno incontro le persone che sono in isolamento fiduciario. È previsto l'arresto per i positivi, mentre per i negativi, che però sono diciamo sotto isolamento fiduciario, c'è una multa irrisoria. Cioè una multa, allora, le pene non le stabilisce la Regione, sono multe e pene a livello nazionale. Per il positivo che esce dall'isolamento e sa di essere positivo si va all'arresto, multe fino a 5.000 euro e poi fino mi sembra 13 o 18 mesi di reclusione. Sono stabilite a livello nazionale. Invece per il negativo in isolamento fiduciario perché rappresentante di contatto stretto, la contravvenzione è al massimo di 1.000 euro. Queste sono scelte nazionali, non c'entra niente la Regione del Veneto. Allora anche qui apriti cielo, perché io ho detto bisogna inasprire le regole per chi è in isolamento. Guardate, ma allora, o siamo convinti che il virus è un problema, e allora lo facciamo seriamente, ma se siamo convinti che il virus non è un problema, festa grande, cioè tutti facciano festa, dopodiché ognuno si assumerà la responsabilità. Qual è il vero tema etico? Che se tu decidi di ammalarti, puoi anche essere libero di ammalarti. A me sono concesso che poi c'è anche una spesa sanitaria per le tue, come si può dire, attività non tanto ragionate. Ma il vero tema qual è con questo virus? Che fai ammalare gli altri. Perché se ci fosse solo una responsabilità soggettiva e non collettiva, è ovvio che uno, cioè, il tema sarebbe ben diverso, no? Cioè se uno si becca il tetano, se lo becca lui, punto e basta. Cioè, però se invece stiamo parlando di una malattia, cioè, che so, la tubercolosi, tu devi capire che cioè, l'infettare, che so, una scuola, noi abbiamo vissuto l'esperienza della scuola di Motta di Livenza, è un fatto grave, per cui devi mettere in sicurezza tutti i cittadini. Sta questa fase di limbo, come l'ha definita lei, in cui il virus è quasi sconfitto, nel senso che ancora c'è il pericolo che si creino nuovi focolai, come ha appena detto anche lei, sta provocando delle scelte che a volte fanno molto discutere. Ne dico una per tutte perché forse è un caso di quelli proprio che fanno parlare anche a livello nazionale. A Venezia si è deciso di non fare i fuochi del Redentore, proprio per questo motivo. È una scelta del sindaco che io non vado a opinare, Fois. E certo è che in questa fase di limbo stai, come si dice, invece o dalla parte della carta o dalla parte del formaggio, no? O vedi la bottiglia mezza piena o mezza vuota. Allora, al 99% va bene il Redentore, ok, non succede niente, ma se c'è un 1% che fa partire un'infezione, giustamente c'è una responsabilità non da poco su una partita così. Quindi immagino che il sindaco abbia fatto tutte queste considerazioni. E poi ci sono i complottisti che dicono che è inutile, frena l'economia, e invece quelli prudenti che dicono un'altra cosa, però sa, dovrebbe anche sentire, invece di intervistare me, dovreste andare a intervistare le persone immunodepresse,
i genitori che hanno dei figli immunodepressi, dei bambini che non possono prendersi questo virus, i malati oncologici. Intervistate Sammy Basso, che non è un malato oncologico, ma mi è venuto in mente adesso, intervistate Sammy che vi dirà, lui ha ringraziato per il lockdown, eccetera, dicendo non mi posso permettere di prendere il coronavirus. Io penso che noi abbiamo l'obbligo morale di mettere in sicurezza tutte queste persone che non possono prendersi il virus. Certo che il dilemma del Redentore poi si ripete magari in proporzioni minori in tutto il Veneto per tutte quelle che erano le iniziative che d'estate ci sono nella nostra regione. Beh, guardi, noi siamo tornati per primi alla normalità. Anche qui vorrei ricordare che abbiamo applicato le leggi nazionali. Allora, l'altra schiera di quelli che scrivono dicono lei ha aperto tutto, non doveva aprire niente. No, io ho aperto quello che era previsto dalla legge e infatti da campione d'Italia a Canicattì funziona così: mascherina nei locali chiusi, mascherina all'aperto se c'è assembramento, punto. Questa è la regola nazionale, tutto il resto è aperto, tranne le discoteche. Anche qui scrivono, a lei ha aperto le discoteche? No, io non ho aperto le discoteche, io ho aperto i giardini estivi delle discoteche secondo quanto c'è scritto nel DPCM. Io non so se qualcuno si è perso qualche trasmissione. Fermo restando che stiamo parlando di 2 mesi fa, stiamo parlando del 18 di maggio. Penso che sia fondamentale oggi dire, primo, finché il virus c'è non possiamo dire che non c'è. Sembra una banalità, sembra uno scioglilingua, ma è così. 2, finché c'è bisogna tentare di essere prudenti, la possibilità di ammalarci è bassa, ma perché avere un tamburo e una pistola ideale con 1000 proiettili, metterne solo uno e dire vabbè tanto c'è un colpo su 1000 che mi può ammazzare e fare la prova, perché magari anche la sfiga che ti succede proprio che c'è in canna, cioè, il grilletto parte proprio sul posto dove c'era l'unico proiettile su 1000. Oggi diciamo che il virus, come ho detto io, non ha più un mitragliatore, ma è un ottimo cecchino, cioè riesce ancora a scegliersi l'individuo magari malato o con difficoltà, ma anche no, perché se vedo 2 gemellini di 4 anni contagiati, vedo mamme di 23 anni contagiate, vedo giovani di 25-26 anni che entrano in ospedale contagiati, vedo tante storie personali che non sono più, me lo lasci dire, mi perdoneranno gli anziani, degli anziani che avevamo durante il periodo di crisi, allora vuol dire che qualcosa sta cambiando anche nel virus, che si sta scegliendo degli ospiti diversi rispetto a prima. C'è un'ultima domanda, visto che abbiamo già scaduto il tempo che è d'obbligo. Cosa sarebbe cambiato se il Veneto avesse già avuto l'autonomia che chiede anche a livello di sanità? Ma guardi, come sanità poco di più, perché noi abbiamo già molta autonomia. Poi ci sono delle regole nazionali, ma ci sta davanti, mi permetta di dire, e glielo dice un autonomista incallito e convinto, davanti a un'epidemia, una pandemia come questa, ci vuole un coordinamento nazionale, perché tra regione e regione è inevitabile, no? Cioè io parlo con le regioni confinanti, ma non è che riesco a parlare con l'Umbria, con la Toscana, con la Calabria, però ci vuole una regola, perché poi c'è uno spostamento all'interno dello Stato, no? Noi sulla sanità abbiamo molta autonomia, l'abbiamo dimostrato, si sono viste anche le differenze tra regioni. Si può fare di più, io penso che un modello di autonomia non sarebbe stato efficace solo sulla sanità, che c'è, ma anche su altri comparti. Pensi solo all'aiuto alle imprese, pensi solo al tema delle tasse che potremmo dedicare alle nostre imprese, pensi al tema dell'occupazione, se ci occupiamo a 360 gradi delle casse integrazioni e di altro, ma noi non ci occupiamo di queste. E molte altre ancora. Quindi quando tu parli del virus e dici virus, autonomia, sanità, cura bene, io direi virus, l'autonomia sulla sanità c'è già, di fatto e anche di diritto, diciamo al 90%, e nelle altre materie però non c'è e sono fondamentali. Oggi si parla tanto di occupazione, questo virus ci ha già fatto perdere circa 60.000 posti di lavoro in Veneto, il che vuol dire che almeno 35.000 di questi posti sono stati persi dal turismo. Il turismo sta pagando un conto del virus che è un conto pauroso. I nostri alberghi chiuderanno i bilanci con il 30% di fatturato rispetto all'anno scorso. Quindi se è vero che l'ultima domanda, Fois, direi questo, faccio appello ai cittadini. Mascherina nei luoghi ovviamente dove ci sono gli assembramenti all'aperto e mascherina al chiuso. Distanziamento sociale, direi che
dobbiamo, come si può dire, sfangarci questo periodo, ci avvicineremo all'autunno, perché adesso anche qui il virus non resiste alle alte temperature, però poi Israele è a 50 gradi, il Brasile comunque non ha temperature, la Florida ha temperature alte, per cui lei capisce, quindi stavo dicendo, usciremo dall'estate, temperatura sì, no, non lo so, affronteremo l'autunno-inverno con un pensiero, che questa patologia del coronavirus, il Covid-19, avrà il rischio di sovrapporsi alle sindrome influenzali normali. Quindi per questo, torno alla domanda iniziale, avere un test rapido che ti dice non hai coronavirus, hai l'influenza, sfangatela come eri abituato, vuol dire tutto. E a questo punto, avevo detto che era l'ultima, a questo punto è la penultima, fare il vaccino anti-influenzale può aiutare? Allora, dalla comunità scientifica è fortemente raccomandato. Dopo tutti quelli che sono contro i vaccini qui diranno tutte le loro idee che io rispetto, siamo in un paese libero, però in un paese libero funziona così, la tua libertà finisce dove inizia la mia, invece qualcuno vorrebbe che la sua libertà non finisse mai. Presidente, grazie. Grazie a voi.